mister si è trovato di fronte a un Genoa più forte del previsto? No, mi sono trovato di fronte a una squadra forte come mi aspettavo di trovare una squadra forte, quindi direi che nel primo tempo ce la siamo giocata ad armi pari, anzi abbiamo avuto anche il vantaggio di un gol e di un uomo che poi purtroppo non si è concretizzato e nel secondo tempo ci siamo poi complicati la vita. Dopo il secondo gol direi che ci siamo veramente un po' disuniti e lì siamo stati poco bravi noi, però insomma fino a lì direi che la partita era assolutamente alla pari, in equilibrio anzi. Non parli degli arbitri, ma non comincia a diventare un caso il crollo verticale dal punto di vista proprio motivazionale nella ripresa o al primo incidente? No, direi no, io parlo degli arbitri nella misura in cui quello che gli arbitri fanno in campo lo vedete meglio voi di me e potete giudicare. Io l'episodio del rigore non potevo valutarlo dalla mia posizione, l'ho visto adesso in televisione, quindi ho sentito anche i commenti che sono stati fatti, però rimane un fatto fine a se stesso che indubbiamente ci ha penalizzato parecchio e poi dopo nel secondo tempo siamo andati un po' in difficoltà e lì ci abbiamo messo tanto del nostro, questo è pacifico, noi dobbiamo lavorare su questo, non sul discorso arbitri, non arbitri, insomma. Si poteva cambiare la partita, secondo te, in qualche maniera, anche dal punto di vista tattico? 18-20 minuti in superiorità numerica? No, noi eravamo superiorità numerica 1-0, quindi con la possibilità di essere un po' più bravi nella gestione della palla quando eravamo in vantaggio, però non abbiamo mai corso rischi, per cui se si fosse andati alla fine del primo tempo in vantaggio di un uomo e di un gol, poi le cose non ho dubbi che si sarebbero sistemate per il meglio, così non è stato, siamo entrati già un po' con la difficoltà e l'ansia di aver perso una possibilità e c'è stata indubbiamente una reazione dal punto di vista psicologico negativa che al primo errore ci è costata poi cara, perché anche il secondo gol è stato ancora un rinvio del portiere dove Mesto, se non sbaglio, ha controllato la palla sempre su una respinta nostra dopo un calcio d'angolo, una palla inattiva e non si può, insomma, Mesto ha fatto indubbiamente una bella cosa, però noi gli abbiamo dato una grossa mano. Ok. Grazie, buonasera.